benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Palermo muore schiacciato dal peso del cognato al culmine di una lite in famiglia. È accaduto a Sferracavallo. L'uomo, 48 anni, trovato senza vita in una stradina del residence dove vive la sorella. Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia. Sono salvo per miracolo. Il medico dell'ASP di Palermo, accoltellato ieri dal parente di un paziente, racconta l'aggressione. L'uomo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio. Cresce l'allarme sicurezza per il personale sanitario. C'è la lotta contro il tempo. Un sessantenne disperso in mare da oltre 24 ore. Era uscito con la canoa che è tornata a riva senza di lui. Motovedette, elicotteri e squadre di terra attive nelle ricerche. Dopo Enna, rivolta anche nel carcere di Messina. Il garante dei detenuti di Palermo: tra sovraffollamento e grande caldo i penitenziari sono un inferno. I sindacati chiedono più agenti, maggiore sicurezza e denunciano: in queste condizioni la mafia può agire indisturbata dietro le sbarre. I lavoratori Pfizer di Catania resteranno uniti contro i licenziamenti annunciati nel sito di Catania. 330 esuberi sit-in di protesta venerdì 17 luglio in attesa della riunione del tavolo ministeriale. Calcio, budget, prospettive e ringiovanimento della rosa. Il nuovo DS rosso-azzurro traccia le strategie del club per la nuova stagione. Nelle prossime ore il primo acquisto. Ancora calcio, vacanze finite per il Palermo. Da domani rosanero in ritiro in Trentino Alto Adige con Inzaghi. In questa prima fase di preparazione precampionato lavoreranno 28 calciatori. Bentrovati. Muore schiacciato dal cognato che gli cade addosso al culmine di una lite in famiglia. È l'ipotesi degli investigatori che stanno indagando sulla morte di un uomo avvenuta oggi pomeriggio a Sferracavallo, borgata marinara del Palermitano. Ma sentiamo tutti i dettagli da Maglio Viola. Muore al culmine di una lite familiare scoppiata a casa della sorella. È accaduto a Sferracavallo. La vittima è Giacomo Magarini, 48 anni. Il suo cadavere è stato trovato dai carabinieri intorno alle 13 di oggi in una stradina a margine di un complesso residenziale, un residence della borgata marinara del Palermitano, dove erano stati chiamati appunto per la lite. La tragedia sarebbe avvenuta al culmine dello scontro, ma la dinamica è tutta da comprendere. Magarini sarebbe andato a casa della sorella, a cui sarebbe esplosa la lite con il cognato, il marito della donna, un uomo dalla stazza decisamente imponente. Lo scontro da verbale sarebbe diventato fisico e al culmine della lite ad avere la peggio sarebbe stato Magarini. Durante questo scontro i due sarebbero caduti l'uno sull'altro e questo potrebbe aver avuto un ruolo nella tragica morte, anche se l'esatta dinamica è ancora tutta da ricostruire, così come la causa della morte. Le indagini dovranno accertare quanto c'è di accidentale nella vicenda e quanto i fatti possano essere definiti un omicidio. L'ipotesi al momento privilegiata è che il cognato, sovrastando la vittima con la sua stazza, gli avrebbe causato danni e lesioni letali cadendogli addosso, ma è soltanto una prima ipotesi. Anche per questo si protraggono gli accertamenti dei militari dell'Arma. Il GIP di Palermo ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Francesco Cusumano, 38 anni, indagato per l'omicidio del coinquilino Francesco Spataro, 53 anni, avvenuto il 5 luglio nel capoluogo siciliano. Il giudice ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Durante l'interrogatorio l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Allarme sicurezza tra i sanitari, parla il medico dell'ASP di Palermo accoltellato ieri dal familiare di un paziente. Sono vivo per miracolo, grazie ai miei collaboratori. L'uomo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio. Marco Gulla. Sto bene, per quello che è successo veramente non bene, benissimo, insomma sono quasi miracolato. Chi parla è il dottore Francesco Sutera, ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico dopo essere stato accoltellato ieri mentre era in servizio all'ufficio presidi ausili del PTA Guadagna di via Arcoleo a Palermo. Ripercorre quei tragici momenti con la voce ancora provata. L'uomo che lo ha aggredito è stato arrestato per tentato omicidio. Io praticamente appena ho visto, perché lui è entrato nella stanza e ha chiuso la porta, e già questo è un brutto segnale. Io però ero chiaramente sul chi va là, però ho cercato di ascoltare
quello di cui lui aveva bisogno. Poi quando ho visto che stava estraendo il coltello, a quel punto sono riuscita a superarlo, a aprire la porta e scappare. A quel punto pensavo che non mi avrebbe inseguito, non avrei mai pensato che mi inseguisse. Un fiume di solidarietà per il medico accoltellato. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo chiede di poter istituire il daspo sanitario per tutti coloro che aggrediscono i sanitari, ovvero l'allontanamento dai luoghi di assistenza salvo emergenze indifferibili e solo attraverso percorsi protetti e presidiati dalle forze dell'ordine. Intanto il dottore Sutera ci tiene a ringraziare chi ieri lo ha salvato. Io ringrazio i miei collaboratori perché io sono vivo grazie a loro e veramente sono delle persone straordinarie a cui voglio bene. A Partinico, vicino Palermo, un venditore ambulante è stato ferito con un colpo di pistola a un piede. L'uomo, che vende panini e street food, era come ogni giorno vicino a una piazzola lungo la statale 113. Da un'auto sopraggiunta con a bordo una persona sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Solo un proiettile ha colpito il venditore appunto ad un piede. Da ieri non si hanno più notizie di un bagnante uscito in mare a Gela con una canoa. La canoa è tornata a riva, ma dell'uomo ancora nessuna traccia. Gerri Italia. Sono riprese all'alba e non si sono mai fermate. È una ricerca contro il tempo, quella in corso lungo il litorale di Gela, dove da ieri pomeriggio si sono perse le tracce di un uomo di 60 anni. Secondo le ricostruzioni, il disperso si sarebbe allontanato in mare a bordo di un piccolo mezzo da diporto, probabilmente una canoa. Un'ipotesi ancora al vaglio degli investigatori, mentre le condizioni del mare, caratterizzate da un moto ondoso sostenuto, potrebbero aver avuto un ruolo determinante nella scomparsa. La macchina dei soccorsi è stata progressivamente potenziata. Oltre alle motovedette della Guardia Costiera operano i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia di Stato e i volontari. Dall'alto vengono perlustrati ampi tratti di mare, mentre a terra le squadre battono metro dopo metro la linea di costa. Le ricerche sono partite e stanno continuando tuttora tramite mezzi aerei, mezzi navali e personale a terra. Sono in campo i sommozzatori dei vigili del fuoco e dovrebbero anche partecipare dei droni e dei vigili del fuoco che arriveranno da Palermo. Al momento, nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, nessuna traccia del disperso. Ogni elemento viene verificato e ogni segnalazione approfondita. Il coordinamento resta affidato alla Capitaneria di Porto, che continua a dirigere un'operazione complessa, resa ancora più difficile dalle condizioni del mare. Dopo Enna, rivolta anche nel carcere di Messina. Il garante dei detenuti di Palermo Apprendi dice: tra il sovraffollamento e il caldo i penitenziari sono un inferno. I sindacati poi chiedono più agenti, maggiore sicurezza e denunciano: in queste condizioni la mafia può agire indisturbata dietro le sbarre. Tonino De Mano. Da una sommossa all'altra, con una tensione palpabile tra agenti penitenziari aggrediti, gravi carenze d'organico, sequestri di droghe e cellulari che vengono introdotti dietro le sbarre. È una situazione incandescente nelle carceri siciliane, con gli ultimi inquietanti episodi che arrivano da Messina ed Enna. A Gazzi, 6 agenti, tra cui un comandante di reparto, sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da uno o più detenuti. Per sedare la rivolta sarebbero stati utilizzati alcuni estintori con conseguente dispersione dei fumi. Un fatto grave ed intollerabile per il Sinappe, che denuncia una situazione allo stremo per gli agenti costretti a lavorare in precarie condizioni di sicurezza. Il sindacato chiede interventi immediati a tutela del personale ed eventualmente il trasferimento dei detenuti responsabili dell'agguato, la cui permanenza sarebbe incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza. Clima teso anche ad Enna, a pochi giorni dalla rivolta che ha coinvolto oltre 100 detenuti del vecchio padiglione con danni per migliaia e migliaia di euro. Un agente penitenziario è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto straniero. Insorgono i sindacati che definiscono la situazione insostenibile, denunciando la cronica carenza di personale che attanaglia il carcere ennese, una situazione che diventa terreno fertile anche per la mafia, che può agire indisturbata dentro le carceri ormai al collasso. L'uscita dal carcere dei vecchi padrini rinvigorisce Cosa Nostra. Le istituzioni fragili e la corruzione lasciano vuoti nella società che la criminalità colma velocemente. Un quadro sconfortante venuto fuori dalla nuova relazione della Commissione regionale antimafia, come ci racconta Luca Ciliberti. Una mafia pronta a rigenerarsi, flessibile, vicina, accattivante sui social, veloce nell'occupare vuoti lasciati dalle istituzioni.
E mentre i vecchi boss tornano in libertà e provano a ricostituire una cupola e a radicarsi sul territorio, i sistemi di vigilanza e di prevenzione anticorruzione sono ancora lenti e inefficaci, una vulnerabilità amministrativa che diventa terreno fertile per le infiltrazioni criminali. La situazione è peggiorata, che c'è molta più diffusa attività criminale di tipo mafioso nelle nostre città e che c'è una ampia e diffusa corruzione che in qualche modo chiama le istituzioni della politica ad un supplemento di responsabilità e a una capacità di reazione. La fotografia scattata dalla Commissione regionale antimafia nella relazione annuale dell'attività svolta nel 2025 delinea un quadro ancor più sconfortante rispetto all'anno precedente, con un aumento della violenza nelle aree urbane, dove a tratti si manifesta anche con metodi mafiosi, e cresce di pari passo la corruzione tra funzionari pubblici e politici. Tutto questo mentre Cosa Nostra mette in campo una vera e propria strategia di comunicazione per risultare attrattiva, e probabilmente questo spiega anche le sparatorie degli ultimi mesi a Catania e Palermo. La mafia continua a essere forte e per certi versi ha una capacità di attrattività che non conoscevamo nel passato, o comunque nel recente passato. Ha persino una politica culturale di attrattività attraverso il sistema dei social, che costituisce una base importante. Secondo l'antimafia regionale restano scarsissime o quasi nulle le denunce anti-racket, degrado crescente della società civile che coincide con il coinvolgimento di esponenti politici e parlamentari in inchieste per corruzione. A Catania presentata la nuova sede del Tribunale dei Minori nell'ex collegio Regina Elena a Cibali. Il presidente di Bella, ideatore del protocollo Liberi di Scegliere, dice un capomafia si è pentito per salvare i nipoti. Giusy Lazzara. A Catania, in questo edificio ottocentesco, ex collegio che accoglieva orfane, sorgerà il nuovo Tribunale dei Minori, 2 anni di lavori e 20 milioni di euro stanziati dall'Agenzia del Demanio. Diventerà un presidio di legalità importante, un avamposto antimafia in un territorio in cui la criminalità organizzata purtroppo esercita ancora un forte fascino sugli adolescenti. In Parlamento è stato approvato anche il disegno di legge che contiene il protocollo Liberi di Scegliere, voluto dal presidente di Bella. Abbiamo 34 donne che sono andate via dalla Calabria e dalla Sicilia, 7 sono diventate collaboratrici di giustizia, ma anche 3 importanti boss. Uno di questi catanese, un nonno, si è pentito dopo l'intervento nostro sui suoi nipoti. Sono risultati straordinari. Più di 200 minori sono entrati nel progetto e moltissimi. Catania detiene il più alto numero in Italia di NEET, giovani che non studiano, non cercano lavoro e non partecipano a progetti di formazione. Siamo passati da 20 segnalazioni di dispersione scolastica nel 2021 a oltre 1000 adesso annuali nel 2025-2026 e stiamo riportando a scuola tanti ragazzi, ma non basta, servirebbe ampliare l'offerta formativa scolastica. La presenza di armi, sempre più giovani e sempre più piccoli questi ragazzi. Questi ragazzini poi si postano, come si suol dire, sui social e esibendo queste armi. Stiamo anche qui intervenendo, il problema non è soltanto di repressione penale, ma è un problema culturale, di politiche sociali di prevenzione. L'avvertenza Pfizer a Catania adesso. L'Assemblea dei lavoratori conferma i sit-in di protesta per il prossimo 17 luglio in attesa della riunione del tavolo ministeriale. La multinazionale ha deciso 330 licenziamenti. Sentiamo il quadro da Luca Ciliberti. Nell'assemblea unitaria convocata oggi è stato deciso che i lavoratori Pfizer di Catania resteranno uniti contro i licenziamenti annunciati dalla multinazionale. È venuto fuori un programma che intanto prevede il 17 un sit-in qua davanti e il 22 uno sciopero, ci divideremo fra Roma e Catania davanti all'azienda. 330 esuberi ai quali si aggiungono altre 40 unità del Randstand, alcuni impiegati da oltre 10 anni su un totale di 543 dipendenti. La scelta di chiudere 2 linee di produzione sembra l'anticamera della dismissione del polo farmaceutico etneo. Abbiamo delle maestranze che sono altamente qualificate, da manutenzione, preparatori, capogruppi che conducono delle linee di inflaconamento di materiale sterile che poi va per salvare tante vite umane, che è lo sponsor fra l'altro di Pfizer. I sindacati denunciano un piano di dismissione del sito cominciato anni fa senza investimenti concreti per restare sul mercato. Una speranza potrebbe arrivare da un nuovo acquirente. Noi chiediamo al governo, al ministro, di mettere in mora la Pfizer, perché la Pfizer è
è riuscita negli anni a demolire questo stabilimento. L'azienda ha deciso di andare via, di lasciarci, nella speranza di trovare un compratore che in questo momento ci sembra un'ipotesi auspicabile a questo punto, visto appunto che l'azienda ci vuole lasciare, ma difficile da realizzare perché ci sarebbero degli interventi anche di rinnovo delle tecnologie che abbiamo. Adesso la palla passa alla politica. La posizione dell'amministrazione comunale qual è? Questo silenzio perché? Mi pare che deve trovare qualche soluzione anche, soprattutto il sindaco, no? Che si perda questa forza lavoro in città. Oggi in provincia di Siracusa, a Portopalo di Capopassero e poi al porto di Marzamemi, il presidente della regione Renato Schifani, si parla dei danni del ciclone Harry e del recupero dei litorali siciliani. A Portopalo, dopo i lavori, la banchina è già pronta per l'ormeggio dei pescherecci. Sentiamo Francesco Loi. Abbiamo dato una risposta ad un territorio che era messo a repentaglio nella sua economia, ce ne siamo subito resi conto nel raccogliere l'appello del sindaco in prefettura il 5 febbraio di quest'anno. Lavori terminati prima del previsto. Il presidente della regione Schifani tiene a precisarlo durante la visita al porto di Portopalo di Capopassero nel Siracusano. Sono soddisfatto grazie alla collaborazione tra regione, comune, genio civile e anche la stessa marineria che ha avuto la pazienza di attendere. Questa banchina era stata distrutta dal ciclone Harry. Adesso manca qualche piccola rifinitura prima dell'inaugurazione ufficiale. Noi abbiamo scommesso sui sindaci, ho voluto fortemente investire di responsabilità non solo istituzionale ma anche finanziaria i sindaci per l'individuazione delle sommergenze degli operatori. Ma i mesi scorsi per i pescatori della zona sono stati sacrifici su sacrifici. Qui nel comune più a sud del Siracusano quasi tutti lavorano nel settore ittico. Sacrifici a livello di qualunque cosa, per tipo a scendere i pesci, a fare, questa è una soddisfazione che in tempi celeri sono riusciti a soddisfare le nostre esigenze. Ma durante la sua tappa Schifani ha fatto visita anche al Porto Fossa a Marzamemi, dove sono in corso altri lavori. Intanto la regione ha stanziato quasi 2 milioni di euro per i comuni del Catanese colpiti dal terremoto del 4 marzo. Presentato a Catania il nuovo servizio del traffico pubblico locale che dal 1 luglio permetterà ai pendolari dei comuni dell'area metropolitana di raggiungere la città grazie a bus elettrici della MTS senza essere costretti a prendere l'automobile. Orazio Longo. Raggiungere Catania dai comuni dell'area metropolitana senza usare la macchina, presentato nella sede della provincia il TPL, Trasporto Pubblico Locale Comuni Viciniori. Progetto realizzato grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro. Il nuovo servizio, avviato l'1 luglio, consente di raggiungere più facilmente Catania da Mascalucia, da Mister Bianco, da San Gregorio, da San Pietro Clarenza, Sant'Agata di Battiati, Tremestieri, Gravina e Aci Castello, grazie ad autobus elettrici della MTS che si interscambiano con la rete della metropolitana, offrendo un sistema di trasporto pubblico integrato con un biglietto al costo di 2 euro, bus più metro, o un abbonamento mensile integrato a 35 euro. Il biglietto ordinario è di 1,40 euro. Eliminare questi margini fra città e l'Interland e i paesi di prima fascia, dando anche l'opportunità non solo di una connessione attraverso il trasporto pubblico locale, ma di un miglioramento della qualità della vita, perché se io sono in auto, incoronnato, vivo condizioni di stress. Sono 60.000 le vetture che quotidianamente si spostano dai comuni viciniori verso Catania. 4.500 nell'ora di punta si riversano sulla circonvallazione. Con questo nuovo servizio si punta a ridurre questi numeri. Per il cittadino che cosa succede? Avrà la possibilità di poter prendere il bus, faccio esempio a San Pietro Clarenza, e con lo stesso biglietto arrivare alla stazione Milo e lì prendere la metro per raggiungere il luogo che lui ritiene più opportuno. E domani sarà chiusa la rampa di uscita per l'aeroporto di Catania per chi proviene dalla tangenziale in direzione Catania. Percorso alternativo attraverso una rampa di uscita in direzione Librino, disposta una temporanea modifica della circolazione lungo l'asse dei servizi per consentire i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione.
A Trapani è aperto il cantiere atteso da 60 anni dagli agricoltori in contrada Roccolino Soprano. Lavori fondamentali per portare acqua a migliaia di ettari di coltivazioni e ridurre gli sprechi. Laura Spanò. Sono partiti in contrada Roccolino Soprano a Mazara del Vallo i lavori relativi ad un'opera strategica per il trapanese attesa da 60 anni. Riguardano gli interventi di miglioramento idraulico e di riefficientamento della rete irrigua alimentata dalla diga Trinità sul fiume Delia. I lavori sono gestiti dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani e prevedono investimenti per oltre 11 milioni di euro divisi in più stralci funzionali. Reti realizzati 60 anni fa che chiaramente abbisognano di interventi di manutenzione, di sostituzione e quindi di ammodernamento. E su questo chiaramente ci siamo portati avanti come Consorzio di Bonifica grazie all'impegno dell'assessore San Martino ma del governo della regione e del Parlamento, che sono state messe nella disponibilità dei consorzi di bonifica risorse sui fondi FSC. Sono tutti quei progetti che non erano stati finanziati dal sistema Dania del Ministero dell'Agricoltura ma che poi sono stati tutti riprogrammati e rifinanziati con delibera di giunta di governo, e quindi i consorzi di bonifica della Sicilia avranno risorse per 250 milioni di euro per ammodernare le reti irrigue. Interventi questi resi ancora più urgenti dalle necessità idriche del territorio trapanese e dall'autorizzazione concessa in via sperimentale dal Ministero per l'innalzamento della quota della diga. La musica adesso. A Ragusa giovani talenti arrivati da tutto il mondo partecipano a un concorso internazionale. Il sogno è quello di una carriera nei grandi teatri, un sogno che prende forma. Veronica Barbarino. Tra i vicoli barocchi di Ragusa Ibla, in questi giorni i sogni hanno il suono della musica. Fino all'11 luglio musicisti e compositori arrivati da ogni parte del mondo, compresi Ucraina, Russia e Israele, si sfideranno per vincere la 35esima edizione del concorso Ibla Grand Prize. In palio l'opportunità di esibirsi al Carnegie Hall di New York, un trampolino di lancio verso una carriera artistica internazionale. Ogni nota racconta quindi un sogno e ricorda che l'arte sa unire ciò che i confini spesso dividono. Una pausa adesso, tra poco lo sport. Torniamo in studio con il calcio. Il Catania svela le sue mosse. In mattinata è stato presentato il DS Varrà, che avrà il compito di sfoltire l'organico e di abbassare l'età media. Domani il raduno in sede, dal 27 luglio al 7 agosto il ritiro a Norcia. Ci dice tutto Tonino De Mana. Strategie, budget e prospettive. In un mezzogiorno di fuoco sono state svelate le prime mosse del nuovo Catania. Taccuini e microfoni per il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà, incaricato di costruire una squadra in grado di lottare per la Serie B, obiettivo fallito nelle precedenti stagioni a fronte di importanti investimenti. Ma d'ora in poi si cambia registro con l'obiettivo di sfoltire l'organico e soprattutto di ringiovanirlo. Abbiamo l'idea sicuramente dove intervenire, cambiando sicuramente strategia per quanto riguarda la questione tecnica, quindi bisogna intervenire tantissimo, soprattutto nelle uscite prima delle entrate. Non sarà facile perché comunque è un mercato che va a rilento, anche perché c'è la situazione della salary cap, quindi hanno problematiche diverse squadre, perché bisogna capire, stabilire su quali criteri bisogna adoperare. L'esperienza di Varrà lo scorso anno al Napoli dopo le collaborazioni con Pasqualino Foggia al Benevento è una garanzia per le ambizioni del club di Pelligra ed è già ottimo il feeling con il nuovo allenatore Longo. Il mio rapporto con l'allenatore è un rapporto molto diretto, molto vero, ci stimiamo e ci confrontiamo tutti i giorni. Quindi ecco perché dico col mister abbiamo un rapporto non stupendo, di più, quindi ci confrontiamo, ma oltre il rapporto c'è un'idea di calcio
simile. Domani intanto la squadra si ritrova in sede per il ritiro precampionato, primo step dedicato alle visite mediche. Il ritiro sarà diviso in 2 parti, dal 10 al 26 in sede, dal 27 luglio al 7 agosto a Norcia in Umbria, il giorno dopo il primo impegno ufficiale della stagione con la sfida al Vicenza per il primo turno di Coppa Italia. Il Palermo da domani in ritiro in Trentino Alto Adige. Inzaghi, in attesa di altri rinforzi dal mercato, ha convocato 28 giocatori. Marco Gullau. Da domani tutti in ritiro. Il Palermo accende i motori in vista della prossima stagione. In Trentino, Alto Adige, i rosanero con 3 nuovi innesti, Hernania, Stevez e Cassandro, lavoreranno agli ordini di Pippo Inzaghi per provare ad essere protagonisti nel campionato di Serie B. La squadra parte quindi con una base già più strutturata, ma il reparto offensivo resta ancora da completare con 2 esterni e un'alternativa a Poyampalo. Il Palermo accelera per Emanuele Rao, esterno classe 2006 di proprietà del Napoli. I rapporti tra i 2 club sono buoni e il giocatore viene considerato un profilo adatto per rinforzare la tre quarti. Giovane, rapido e capace di creare superiorità numerica. Tra le opzioni valutate spunta anche Ngonge, attaccante belga del Napoli, reduce da una stagione complicata tra Torino ed Espanyol. Restano sotto osservazione Compagnon, Bragantini, Anquist e Rui Modesto, mentre per il centrocampo continua a piacere Trimboli del Mantova. Sfuma Marras, che dovrebbe invece andare al Pisa. Una breve pausa, tra poco le ultime notizie. Torniamo in studio. Prima di chiudere, ancora una notizia che arriva da Lampedusa, perché c'è stata una evacuazione medica a bordo della Sea-Watch 5. Una donna incinta è sbarcata a Lampedusa assieme alla cugina di 17 anni. Erano su un gommone con 52 migranti. La donna alla 37esima settimana di gravidanza. Sono state appunto trasportate a Lampedusa dalla Guardia Costiera che le ha fatte sbarcare al molo Madonnina di Lampedusa. Entrambe sono state poi portate al poliambulatorio dell'isola. Questa dunque era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.